Covid, quando gli assembramenti nuociono gravemente alla salute. Nella regione Veneto, zona gialla, i weekend rischiano di finire in area arancione. L'ultimo fine settimana è stato segnato da fiumane di gente che si è riversata nelle strade e nelle piazze delle città venete. A Verona, a Treviso, a Padova, ma anche a Vicenza. Prima che suonasse la campana del coprifuoco delle 10 di sera e tanto più prima delle 6 del pomeriggio, quando bar e locali hanno abbassato le saracinesche, il cuore delle città ha pulsato di vita, tanto, troppo, a tal punto che oggi il problema è stato portato sul tavolo virtuale del Web Summit tra i 7 sindaci dei comuni capoluogo e la regione Veneto. Il presidente Luca Zaia, in collegamento con i primi cittadini, ha ascoltato idee e proposte in vista di un'ordinanza regionale che verrebbe firmata nelle prossime ore per impedire nel fine settimana di metà novembre che si ravvivino gli assembramenti dell'ultimo weekend. Si sta valutando un'ordinanza su base regionale che possa impedire questi assembramenti già nei prossimi weekend e quindi un intervento importante a tutela della salute pubblica. Il Veneto è al bivio, chiudere le piazze ogni sabato e domenica? Beh, assolutamente no, se no, a pagare dazio, sarebbero le attività economiche già duramente colpite dalle prescrizioni anti-Covid previste dal DPCM del governo nazionale. I locali, i negozi, le botteghe, i bar, i ristoranti devono sopravvivere, almeno negli spazi orari in cui non vigono le clausure serali o i coprifuoco notturni. Quindi l'unica possibilità potrebbe essere quella di ridurre gli spostamenti nei weekend, non solo da provincia a provincia, ma forse persino da comune a comune, in modo da evitare le invasioni della domenica, ma anche del sabato, nei centri storici delle città venete. Insomma, la Regione starebbe studiando una delibera che introduca una strategia comune in tutto il Veneto. Nelle prossime ore sapremo effettivamente cosa ha deciso Zaia. Nell'epoca del Covid servono scelte coraggiose ma intelligenti e equilibrate. Evitare gli assembramenti senza danneggiare le attività produttive. Il governatore sta lavorando in equilibrio su questo filo sottile e i sindaci sono pronti a seguirlo.